Finisce 0-0 da Lorenzo Casini di Triestina l'incontro di Serie D tra Triestina e Pianese. Seppur privo di gol non sono mancate le emozioni in questo incontro tra le due formazioni che avevano tanta voglia di vincere. Pianese, reduce da 3 sconfitte consecutive, aveva bisogno di tornare a fare il risultato. Triestina invece ha bisogno disperato di punti per cercare la salvezza. Inizio un po' contratto, ma alla fine la Pianese sembra nel primo tempo volere il controllo dell'incontro. Al 10° minuto è Gio Marelli che pesca largo in area, Zuppardo il controllo e il tiro del bomber bianconero, però finisce di poco alto sopra la traversa. Si vede però anche il Triestina a metà del primo tempo che inizia a crescere, a avanzare il proprio baricentro. Morvidoni botta da fuori la palla, però anche qui alta di poco. Al 26esimo è Ceccagnoli e ci prova il capitano ancora da fuori, ancora una volta la palla finisce alta. Al 35esimo primi guai per Coppi, si fa male Giomarelli, costretto ad uscire e lascia il posto a Rinaldini. Ceccagnoli però sul finale del primo tempo cade, reclama una punizione ma viene solo ammonito dal direttore di gara tra le proteste del pubblico di casa. Naturalmente si va così a riposo sullo 0-0, solo ammonito Ceccagnoli, ma ci poteva stare forse la punizione. Fatto sta che si rientra in campo sullo 0-0, ancora un secondo tempo dove i ragazzi in maglia verde di mister Luzzi provano a vincere questa partita, ve lo ricordo, hanno bisogno di 3 punti almeno. Allora al 16esimo è Mancini, servito da Polito in area, tenta questo tiro cross che si stampa però sulla traversa della porta difesa da Benedettini. Un minuto dopo ancora Polito da fuori, gran tiro che però lambisce il palo, con Benedettini sicuramente battuto. 20esimo si vede la Pianese, finalmente Austoni in area di rigore, scarica indietro per Zagaglioni, il piattone mirato del numero 8 bianconero però finisce deviato di pochissimo in angolo, non di molto. Al 31esimo però da steso 3 metri fuori area di rigore Rinaldini, questa bella punizione di Ancione, parte Ancione, la palla destinata sotto la traversa, vola Ceccagnoli e manda in angolo, grandissima parata dell'estremo difensore umbro. Al 35esimo si infortuna Zagaglione che però riesce comunque a servire Zuppardo punta alla porta, cerca la botta ma anche qua la palla finisce di poco fuori, alta sopra la traversa. 2 minuti dopo si rivede il Triestina, Ceccagnoli, cross in area di rigore, super Mancini che questa strepitosa acrobazia impatta la palla e trova una grandissima traversa, nulla avrebbe potuto fare Benedettini, grandissimo gesto atletico da rivedere e rivedere questo del non più giovanissimo numero 9 bomber di casa. Non ce la fa dunque a sbloccare l'incontro neanche un ottimo Triestina, neanche la Pianese che davanti trova comunque un ottimo portiere come Ceccaglione. Al 40esimo ci prova ancora Polito ma la palla finisce sul fondo da buona posizione. 5 minuti di recupero, giusto il tempo per segnalare il doppio giallo a Tempesta che finisce anticipatamente di qualche secondo l'incontro negli spogliatoi, praticamente finisce in 10 il Triestina ma non c'è più tempo. 0-0 dunque qua da Lorenzo Casini di Triestina, tra Triestina e Pianese. Ci rivediamo alla prossima.